E me loga sua parti ai monta. Saluto a tutti, oggi siamo in due paesi dall'altra, chi strappiamo a Città d'Ajaccio. Questo paese in due c'è compagni assai gente che lavorano in Ajaccio ma che ha perso la sua ricchezza culturale e storica di tempi lontani. Da questa leggenda si dice che una volta è immortale, ma qui in Alata, ho detto di un paese che in Alata ci morti a volta. Ma c'è di un altro detto in Alata, dato da Monsignor della Foat, che dice un tema di in Alata, pesce frite con la liata. Oggi siamo allo scontro di Augusto Vantoni, saluta. Saluto amici, saluto a tutti, mi fa piacere. Allora qui siamo in Daiegia d'Alata. Allora, per parlare di sta pagina, parliamo di questa pagina, dall'altra. Allora Augusto, qual è che ha scritto questa pagina? Questo sarebbe difficile a dire, è stata domandata, è stata stampata insieme a noi oggi. È una pagina che era dove parla della Santa Croce è una confraternita che esisteva qui in Alata. Dopo ci ha parlato della sua storia vera che è una pagina, poi se più antico che certe pagine mi sono conoscendo. Cantavano il suo canto qui, questa pagina, ma non la cantavano mica sempre in chiesa. Era cantato quando la gente moriva, quando la gente moriva mettevano davanti alla casa una guerriera che la cascia di defunto e i confratelli si mettevano all'intorno, ma c'erano anche eroi che si mettevano a morire. Allora Augusto, come diciamo sul luogo qui dove ci sono Si chiama Ascopilla. la Ascopilla io, non Ascopilla. Allora Augusto, chi sono questi ruini sono proprio dall'alto? Allora, queste ruine qui si chiamavano i tempi 200 anni fa o paesolo Riasar. Il paesolo Riasar era un poggio, come tutti i poggi intorno qui, e qui era un poggio d'orma. Allora esisteva l'altra che è più antico, forse qui ci sarebbe prove che l'altra esiste di quei 1000 anni, può darsi che è stato sempre uno che ha campato, anche qui. Allora mi puoi dare i nomi di questi luoghi qui? Allora, un luogo come questo campo qua là, qui, in punta qui, questo qui si chiamano Romedo, vuol dire remito, ermito. È un nome. Allora, qui si chiama Chiosa. Giusto qui? Allora, tutta questa valle qua noi c'è un cavallo sopra, si chiama Scopilla. Ma da retro qua, queste case qui, a parte la banda di Asciare, non si vede, è passata la girata della costa, si chiama i Fusaglioli. Perché si chiama i fusaioli? Beh, sono nome qui, i Fusaglioli sono i fusi, erano qui, mazzette così, che giocavano a peralare a filare. D'accordo. Allora, qui in due siamo? Buon, qui siamo andati a punta, ci dovremmo sopra il paesolo di Asare, si vedono le ruine qui, a due passi. E il luogo si chiama qui Punta Fortino, Punta di Fortino. E lui è morto. E a punta che poi vedete là, allora ci sono i paesani qui chiamano San Petricolo, torna. Dunque c'era stata la chiesa antica avanti al 1600, nell'epoca medievale. Ci so che è magia a rasvidare, ma si ritrova, dunque si chiama San Pedro Vecchio, ma punta dell'Ortegili, qui, un macchione culato, un macchione ramacchiuto.
Poi da un nome di Sapunta qui. Allora Sapunta qui, ma chiuda Gulano, ci sono i monti, ma si chiama Punta Santa Margaritaglia. Punta Santa Margaritaglia perché in alta punta c'è un'aglia antica, ma si chiama Punta Santa Margaritaglia. È un monte di Punta Santa Margaritaglia. E o guardo qui si chiama Varangone. Perché Varangone? Varangone, beh, io non capisco, poi se gli mettiamo i vari, cose d'accordo. i vari, gli tempi, ciò che li chiamano fiume, si chiama Varangone, donna, o Iargalo che fa. Allora, questo qui siamo in vecchie rovine di Vecchialata. E vecchie case di Vecchialata. Affè, Vecchialata, non è mica Vecchialata, è un paesolo di Larata. Un paesolo di Asara, che accanto al paese Alata sono. Dunque si può chiamare da pietra, si può chiamare la stessa tanto di vecchi, ma qui abbiamo una loggia, so che per marito, ma è tenuta per la vita, la vita che tiene. C'era una chiesa qui? No, questo era un carruggio, erano tutte case strinte, era un carruggio lungo. Qui si chiama l'Orto Forno era qui, il forno antico, il paese, è un forno comunale. Ma so che ferma, restano appena 2 o 3 muraglie, se ne falate. Era un forno che tanti facevano, i forni antichi facevano la forma come a zampare il cavallo lo zombie, così. C'era una avanti, erano donne. Allora, come si chiama questo luogo di Villetta qui? Sapete che casa qui? E tutto questo luogo qui si chiama Chiosa della Casa. Cosa della casa. D'accordo? Hanno dato il suo nome qui, erano tutti in famiglia tanto, La più alta. Questa montana qui si chiama Montana dell'Orticini. Chiedo per sempre gli enti conoscono i nomi di questi luoghi qui. Da conto mio se ne ferma più tanto. Perché allora quando gli dicono andiamo in un plateau, andiamo in una cresta, non mi leggono più i nomi di luoghi. Io ho sempre inteso nominare i vecchi a mamma e Pollate quando era zittido. Avanti dicevano sempre Roma, appunto i Luttigini. I vecchi ci tenevano i nomi di luoghi di luoghi retti e tutto. E mentivano sempre i nomi di strette in nata. Era Ponte della Stretta della Rega, Ponte della Rega, Stretta Vagiadonna, Stretta di Voi Incoppiati, a Giocara, mentivano i nomi. E ora si perde la lingua sono francesani. Perdono la sua lingua e ciò che si rimettono appena a memoria in ballo. Come si può fare tramandare questa ricchezza? Ce la battesi tutti i giorni culturalmente. Questo è un combatto più importante di radio, quello della gioventù e del popolo corso. Io mi sono sempre battuto per la lingua, la lingua e i nostri valori. Questo già dipende dai nostri valori. Tutti i giorni ci vuole pensare, ci vuole mettersi in memoria e tramandare. E me loga sua parti ai monta e me passa sua pesi a ovvio lo che sempre va.